1.000 euro per un esame alla facoltà di economia, un po' di più per una materia d'architettura o ingegneria. Ci pensavano 3 solerti impiegati dell'Università di Palermo, addetti alla segreteria studenti della facoltà di economia, che secondo la ricostruzione della procura e della squadra mobile avrebbero inserito quasi 200 esami falsi nel cervellone elettronico dell'Ateneo siciliano. Agli arresti domiciliari sono finiti i funzionari Rosalba Volpicelli, 49 anni, e Ignazio Giulietto, 56. Stesso provvedimento è scattato per Francesco Giaconia, 28 anni, un ex studente che avrebbe avuto il compito di avvicinare gli universitari in difficoltà. I pubblici ministeri Sergio De Montis e Amelia Luise contestano a tutti le accuse di accesso abusivo al sistema informatico, frode informatica e falsità ideologica. Al centro dell'indagine, coordinata dal procuratore Agueci, c'è l'ex vicaria della segreteria d'economia Adriana Paola Cardella, che l'università ha già licenziato dopo un'inchiesta interna. Nel registro degli indagati della Procura di Palermo anche una trentina di ex studenti che avrebbero beneficiato delle materie comprate conseguendo speditamente una laurea. Qualcuno ha pagato anche per ottenere 25 materie della facoltà di economia. L'inchiesta è appena all'inizio. Gli investigatori della sezione reati contro la pubblica amministrazione della squadra mobile, diretti dal vicequestore Silvia Como, stanno esaminando le posizioni di altri studenti. Irregolarità sono già emerse anche nella facoltà di giurisprudenza. Il mese scorso un avviso di garanzia era stato notificato ad Alessandro Alfano, fratello di Angelino, ex ministro della giustizia e attuale segretario del PDL, che si è laureato in economia nel 2009. Durante le indagini erano emerse delle irregolarità per 3 materie del suo curriculum. Nei giorni scorsi all'università sono spuntati verbali d'esame che non si erano mai trovati e al momento la posizione di Alfano sembra chiarita.